Posso farlo come voglio io. Dammi la precisione di Pierfrancesco, la regia di Saint Danier e la grinta di Luca. Ottimo, mister. Direi che ci siamo. Dobbiamo creare un degno avversario. Ok, vorrei il cuore di Luca, le gambe di Saint Danier e la visione di Pierfrancesco. Ottimo, mister. Mettiamoli alla prova. Tu lo sai fare questo? Buonasera e benvenuti ad Tutto Sport. In certi casi è meglio partire più tardi che mai. Noi siamo partiti alla 9ª giornata di campionato, però siamo qui. Questa sera non siete finiti in galera, avete visto ovviamente la nostra sigla, una sigla simpatica. Io ho scelto il viola contro la scaramanzia, si dice che in TV non va bene portare il viola, invece io l'ho voluto indossare e per questa trasmissione questa sera ho scelto uno staff davvero d'eccezione. Vado subito a presentare la nostra Linda che ci affiancherà per tutta l'intera stagione sportiva. Buonasera. Questa sera sono con noi anche Pierfrancesco Grossi della Voce di Romagna. Buonasera. Roberto Rosini, difensore del Rimini. Buonasera. E Luca Filippi del Corriere di Romagna. Buonasera. Buonasera anche da parte mia, saluto i colleghi di Mille Avventure, siamo stati insieme sui campi di Sant'Arcangelo, Rimini, Bellaria. Siamo qui questa sera a commentare ovviamente il campionato di seconda divisione, ovviamente particolare attenzione per le partite del Rimini, del Sant'Arcangelo, del Bellaria e anche da quest'anno del Forlì che sta facendo uno strepitoso campionato. La formazione di mister Bardi è seconda in classifica. Ovviamente ci occuperemo anche di prima divisione, parleremo del San Marino di mister Leo Accori che ieri ha conosciuto la prima sconfitta, proprio l'ex mister De Rimini a San Marino contro il Carpi, purtroppo per i Titani uno 0-3 davvero difficile da commentare questa sera, ma poi sentiremo l'opinione ovviamente di Pierfrancesco Grossi e di Luca Filippi che erano lì a vedere la partita, scusate. Ovviamente tantissimi servizi video, tantissimi commenti su queste partite. Io passerei subito la parola a Linda che ci illustra da subito i risultati e la classifica dell'ultimo turno di seconda divisione, girone A. Alessandria Castiglione 0-1, Bassano Bellaria 4-1, Forlì Savona 1-1, Mantova Casale 1-0, Milazzo Giacomense 1-1, Propatria Valle d'Aoste 3-2, Renate Monza 2-1, Rimini Venezia 1-1, Sant'Arcangelo Fano 2-1. Passiamo ora alla lettura della classifica, prego. Savona 20, Forlì Castiglione Renate 18, Propatria 17, Bassano 14, Alessandria Venezia 13, Mantova 12, Monza Bellaria 11, Sant'Arcangelo 10, Giacomense 8, Rimini 7, Valle d'Aoste e Milazzo 4, Casale Fano 3.
Sì, abbiamo visto che ieri c'è stato subito il pareggio tra Forlì e Savona per 1-1, era l'atteso big match di giornata. C'è stata anche in verità un'altra bella partita, quella che vedeva di fronte il derby lombardo tra Renate e Monza. Hanno vinto i padroni di casa per 2-1. Noi andiamoci a gustare proprio il punto sulla nona giornata. La nona giornata di seconda divisione girone A si apre con l'anticipo del sabato tra Alessandria e Castiglione. I lombardi bissano il successo della settimana prima contro il Sant'Arcangelo e con lo stesso risultato e marcatore, ovvero Ferrari, si impongono in Piemonte per 1-0. Nell'occasione l'Alessandria indossava la maglia biancazzurra a strisce verticali risalenti alla nascita del club. Nel big match della domenica Forlì e Savona si dividono un punto per parte. A passare il vantaggio sono gli ospiti con Antonelli al 32esimo del primo tempo. Nella ripresa Bonaventura ristabilisce l'equilibrio. Vittoria importantissima nel derby con il Monza da parte dei Renate. Il portiere Santuro mette la sua firma su di parate sul 2-1 finale dei padroni di casa, match che era stato sbloccato da Mantovani. Brighenti sul finire della prima frazione di gioco fissava il punteggio sul 2-0. Al 90esimo il Monza dimezzava le distanze con un rigore trasformato dalla Laraia. Altra vittoria decisiva è quella della Pro Patria che in casa batte un ostico Valle d'Aosta per 3-2. Cozzolino, Giannone e Serafini sono i marcatori lombardi. Per la Valle d'Aosta a bersaglio vanno Emiliano e Esposito su rigore. Mese di ripresa per il Bassano che nelle 6 gare giocate ad ottobre conquista 6 vittorie. La squadra di Rastelli travolge il Bellaria segnando in un colpo solo la metà delle reti che aveva realizzato nelle 8 precedenti partite. In 18 minuti i Veneti archiviano la pratica con le reti di Stevanin, Bertoli e Furlan. Nella ripresa c'è ancora spazio per le marcature di Berrettoni e Bernacci che sigla e gode la bandiera degli Adriatici. Torna a vincere il Sant'Arcangelo che al Mazzola conquista la sua seconda vittoria di stagione battendo il Fano per 2-1. Gara divertente giocata a viso aperto da ambedue le squadre. Romagnoli avanti con Parodi. Colombaretti per i marchigiani firmava in momentaneo 1-1 a inizio di ripresa, ma ci pensava Valeriano a dare i suoi 3 punti meritati con un gol contestato dagli ospiti. Pareggio per 1-1 tra Rimini e Venezia, biancorossi avanti con Morga al suo terzo gol in una settimana. Lagunari che pervenivano al pareggio prima dello scadere della prima frazione di gioco con Lauria. Chiudono la giornata la vittoria del Mantova sul Casale firmata da Petri Biasi e il pareggio per 1-1 tra Milazzo e Giacomensi, con gli emiliani che nonostante il vantaggio firmato da Baricchio si facevano raggiungere da un rigore di Lewandowski. Tanto avete visto appunto il punto sul campionato della nona giornata, una nona giornata davvero molto interessante. Come dicevo poc'anzi c'è stata la vittoria importante nel derby del Renate contro il Monza, una vittoria importante. Renate è una delle sorprese di questo inizio di stagione. Poi c'è stato anche il pareggio nel big match di giornata tra Savona e Forlì. Andiamo a commentare proprio adesso con i nostri opinionisti, inizierei proprio da Pierfrancesco Grossi. Questa nona giornata, Pierfrancesco, punti preziosi diciamo per il Sant'Arcangelo, pareggio per il Rimini in casa contro il Venezia, il Bellaria che perde a Bassano, addirittura 3 gol in 18 minuti, insomma che giornata è stata? Ma intanto un campionato direi molto interessante, combattuto, soprattutto un campionato che vede il ritorno deciso del Bassano, che dopo un inizio un po' stentato, solo pochissimi punti nelle prime 5 partite, ha ingranato la marcia giusta, 4 vittorie di fila, ieri appunto il 4-1 al Bellaria che ci poteva stare. Un campionato che vede Savona e Forlì duellare così tra loro. Il Bassano forse è l'organico migliore di questo campionato, più del Savona che pure ha il capocannoniere Virdis. Un campionato che vede poi il Forlì, che secondo me farà molto bene anche perché è guidato da un ottimo tecnico come Attilio Bardi. Non dimentichiamo la Pro Patria, non dimentichiamo anche Renate e Castiglione, chissà cosa potranno fare. Soprattutto non dimentichiamo il Rimini. Io vorrei subito coinvolgere il nostro ospite, chiedere come mai intanto il Rimini ha avuto questo inizio un pochino stentato e dove potrà arrivare invece di qui in avanti. Sì, per quanto riguarda noi Rimini, le potenzialità sono grosse, in quanto siamo una bella squadra. Purtroppo siamo partiti un po' a stento, non riusciamo più che altro a fare punti in quanto le prestazioni in alcune partite ci sono state anche belle. Però la vittoria per adesso non è arrivata solo una volta, ma penso che ci toglieremo delle soddisfazioni in futuro. Sicuramente con un Morga che sta dimostrando di essere un grande attaccante, forse Taddei
in questo momento non può essere a disposizione, sì. però c'è Morgan. Sì, aspettiamo il ritorno di Riccardo, che ci darà una mano sicuramente quando tornerà, e intanto Francesco penso che non faccia altro che il suo dovere, in quanto già gli anni scorsi ha fatto vedere di che pasta è fatto e sta confermando il suo valore. Quindi cosa potrei dire? Un Rimini che lotterà comunque per la vetta. Ti dico per scaramanzia che cerchiamo di salvarci adesso, poi quello che verrà in più sarà bello. Fermo un attimo Roberto per quanto riguarda il discorso Rimini, che parleremo a gran parte della puntata fra poco, quando manderemo anche il servizio appunto sui biancorossi, però mi blocco subito perché volevo chiedere proprio a Luca Filippi. Prima Pierfrancesco nel suo commento diceva il Bassano è ripresa, un dato statistico importante: nelle ultime 6 partite giocate proprio nel mese di ottobre tra Coppa Italia e campionato, 6 partite, 6 vittorie per i veneti. Quindi per la vittoria finale bisogna aspettarci anche questa squadra? Sì, sicuramente il Bassano è una delle candidate assieme a Patria e Savona per la vittoria finale. Penso che il Bassano abbia pagato un po' lo scotto della retrocessione della passata stagione, e praticamente una retrocessione che ha messo un po' forse ha lasciato un po' scottati i giocatori, che hanno dovuto adeguarsi con una nuova categoria che è differente dalla prima. La seconda divisione ovviamente è diversa, e una volta ambientati, dopo un avvio insomma un po' deludente, con i risultati che non arrivavano, si sono ripresi. Infatti 4 vittorie consecutive insomma parlano da sole sul loro stato di forma. Ieri ne ha fatte le spese Bellaria. Penso che sicuramente il Bassano sia una delle candidate, infatti in un campionato così equilibrato basta vedere la classifica, il Bassano con 4 vittorie ha già quasi ripreso il Savona, infatti è solo a -6. Questa è un po' diciamo l'infarinatura del girone che si sta giocando. Siamo arrivati ormai all'ultimo turno di ottobre, il prossimo sarà il 4 novembre, ricordiamo per l'appunto che ci sarà il derby romagnolo a Sant'Arcangelo tra Sant'Arcangelo e Rimini. Io direi, abbiamo parlato del Bassano, abbiamo fatto un po' il punto generale del girone, andiamoci a gustare qualche gol che è avvenuto nella giornata di ieri, magari proprio una compilation, io l'ho chiamata Music Goal, ce l'andiamo a gustare e poi rientriamo in studio perché c'è un'altra squadra che davvero sta sorprendendo gli addetti ai lavori. Andiamoci a gustare questo servizio. Io nella regia. Invitando la nostra Linda a ballare in questo momento su questo effetto sonoro dedicato appunto al punto del campionato di ieri, gol davvero belli. Io ho selezionato insieme ai nostri collaboratori i gol più importanti della giornata. Qualcuno potrà dire: ma cosa ci fa il gol di Parodi in questa compilation? Ebbene sì, un ragazzo che è stato un po' criticato a Sant'Arcangelo, va ricordato che è un ragazzo giovane, ieri si è finalmente sbloccato, ha fatto il suo primo gol in stagione e sicuramente il Sant'Arcangelo è riuscito a ottenere i suoi punti, anche i 3 punti grazie al suo apporto, oltre a quello ovviamente del bomber Anastasi che ha centrato il 4º gol in stagione. Dicevo prima, ritornando al punto del girone, abbiamo detto grande Renate, il Bassano in ripresa, adesso fra poco parleremo appunto dei Rimini e di tutte le squadre romagnole, però c'è un'altra new entry, si chiama Castiglione. Luca. Castiglione è una bellissima sorpresa di questo
di questo girone, la neopromossa, che sta facendo molto bene. Tra l'altro sarà dura domenica per il Forlì che andrà a Castiglione contro una squadra che in casa non ha ancora subito gol, quindi una squadra che sta giocando con grande determinazione, sta incasellando una serie di risultati molto importanti, infatti è là in alto, un po' come il Forlì, quindi penso che ci siano alcune squadre ogni anno che stupiscono, poi che però riescano vedremo insomma, se riusciranno ad arrivare in fondo fino alla fine. Hai ragione, intanto mi scuso anche per l'emozione, la prima volta per me, per Francesco e Luca, che stasera abbiamo improvvisato questa trasmissione. Da questa sera siamo partiti, ovviamente lo studio è ancora in fase di costruzione, mettiamola così. Accanto a me c'è anche Linda che debutta proprio stasera nel mondo calcistico e ci sta chiedendo in questo momento cosa ci faccio io qui. Ebbene sì, anche noi abbiamo bisogno di una presenza femminile, basta vedere la mia faccia, ce ne vuole tanta, davvero tanta, giusto? Anche tu Pierfrancesco confermi, giusto? La scelta è stata buona e positiva, possiamo chiedere anche un commento a Roberto, commento positivo. Sì, ottima scelta. Tu Luca confermi, no? Ecco, quindi abbiamo avuto l'apporto di tutti. Noi siamo partiti talmente emozionati che ci siamo dimenticati di darvi il numero di SMS che vedete in sovraimpressione. Io ve lo vado a ricordare perché ce l'ho scritto qui in scaletta, ma purtroppo senza occhiali non è che ci veda molto, però ve lo provo a dire. 333 60 94 299. Se volete interagire con noi potete contattarci a questo numero, ovviamente porre delle domande al nostro Pierfrancesco, al nostro Luca e ovviamente all'ospite d'onore che abbiamo questa sera, che è Roberto Rossini, che adesso proprio andiamo a sentire per via della partita del Rimini. Prima di passare alla partita del Rimini però, io so che ti è arrivato un SMS dall'amico Max. Proviamo a leggere un attimo cosa dice Max, così. Buona e simpatica trasmissione, forse un po' troppo alta la musica, però lunedì sera avete molta concorrenza sulle altre reti locali. C'è anche la partita di Lega Pro, non sarebbe meglio la trasmissione al martedì o un altro giorno? Max, un altro giorno no, perché penso che comunque già la domenica tra Serie A e Serie B la gente abbia un po' le scatole piene, passatemi il termine, anche il lunedì ci sono tantissime trasmissioni, però calcola questo, siamo una trasmissione di Serie C, pochi ne parlano in maniera professionale, io penso di aver scelto un gruppo di persone davvero valide, quindi accontentati. Poi ti faccio la battuta, se devi vedere la partita di Lega Pro il lunedì sera è meglio che esci, vai insomma a trovare qualche ragazza, secondo me. Questa te lo dico come consiglio, anziché piuttosto guardare me, magari vai in giro, perché è la miglior cosa. Sono arrivati altri SMS al momento? No, meglio così non diamo altri consigli utili, fra poco diremo come cucinare il piccione in 10 mosse, ci fermiamo qui perché sennò dopo andiamo troppo avanti. Io chiedo alla regia se è pronto il servizio del Rimini, perché lo commentiamo noi dallo studio, è una new entry questa che abbiamo voluto fare noi senza metterci l'audio sotto, perché vogliamo proprio sentire con Roberto le emozioni vissute ieri durante il match contro il Venezia, proprio da un protagonista in campo che ha dato l'anima per questi colori. Dopo spiegherò meglio il perché. Roberto, partita difficile contro il Venezia. Io da detto stampa del Sant'Arcangelo Calcio ho avuto modo anche di parlare più volte con l'addetto stampa del Venezia, mi diceva la squadra è stata costruita all'ultimo secondo, quindi si deve ancora ben collaudare, però vedendo le immagini quest'oggi ho visto che è stata una partita molto difficile per voi ma anche per loro, è stata piena di emozioni insomma. Sì, per quanto riguarda la nostra partita direi che abbiamo dettato i ritmi di quasi tutti i 90 minuti, abbiamo sofferto ad esempio alla fine del primo tempo, però in tutto l'arco dei due tempi siamo stati pericolosi più volte e direi che purtroppo i 3 punti ce li potevamo meritare obiettivamente, e qui tra l'altro ho sfiorato il gol. Infatti ti ho chiamato in causa proprio per commentare le immagini, perché ho visto proprio nel servizio di oggi che hai sfiorato il gol. Se tu avessi segnato magari fosse venuta giù la Madonna sarebbe stato il massimo, però sei andato vicinissimo quel giorno, ieri, proprio a siglare il gol del vantaggio. Sì, non tanto per soddisfazione personale, ma si guarda sempre, o almeno per quanto mi riguarda guardo sempre il risultato della squadra, sarebbe stata una bella soddisfazione. Ci ha pensato Morga dopo, purtroppo abbiamo subito una rete in cui
è stato bravo il loro terzino a mettere una palla in mezzo tra noi difensori e Scotti, e purtroppo nel secondo tempo non siamo riusciti a replicare la rete. Ci è andato vicino Morgan un'altra volta con un colpo di testa, però direi che se continuiamo così, come ho detto, faremo sicuramente bene. Quanto è facile giocare con un attaccante come Morga? No, come ho detto prima, il suo valore l'ha già fatto vedere negli anni passati. In 2 anni ha fatto quasi 30 gol e è venuto da noi sicuramente per fare altrettanto, e ci sta dando una gran mano, ci sta dando, e direi che potenzialmente sia uno dei, diciamolo così come dicono in Serie A, dei top player della categoria. Concordo pienamente con te. Luca, si poteva fare qualcosa in più in questa partita per quanto riguarda il Rimini? Le occasioni i biancorossi le hanno avute. Ne hanno avute tante, forse il rammarico è proprio questo, di non averle capitalizzate tutte. Sicuramente questo pareggio va stretto ai biancorossi che dopo tutto quello che hanno passato negli ultimi periodi avrebbero meritato sicuramente i 3 punti, per i tifosi, per i giocatori, per il mister, il presidente, tutti avrebbero meritato sicuramente i 3 punti. Per quanto riguarda la partita di ieri, basta vedere le immagini, insomma il Rimini ha avuto tantissime occasioni per segnare, c'è riuscito Morga, poi peccato aver subito gol proprio nel primo minuto di recupero, forse con un pochino più di attenzione si poteva andare negli spogliatoi sul risultato di 1-0, sarebbe stato forse un altro secondo tempo. Il Rimini non l'ha mollato, nel secondo tempo ha avuto altre occasioni, purtroppo appunto non è arrivato il secondo gol. Comunque non dimentichiamoci che il Venezia è una squadra forte, molto competitiva, una squadra che gioca con tutti over in campo, una squadra molto esperta, a differenza del Rimini che anche ieri ha giocato con molti under, proprio questa nuova politica dei giovani lanciata dalla società per esigenze economiche ma anche per valorizzare i ragazzi. Insomma, il Rimini gioca con molti giovani, lo riesce a far bene perché comunque sono giovani di valore. Adesso mancano solo un po' di risultati e un po' di tranquillità che forse in queste prime giornate è mancata. Io volevo chiedere una cosa a Rosini, sì. Lui da difensore, che impressione hai avuto di Godias, che forse è partito un po' a rilento rispetto a quanto ci si poteva aspettare? No, la prima impressione è grosso, veramente grosso Godias. Confermo. Sì, è entrato a fine partita, non ha avuto magari occasioni di mettersi in luce, e forse per bravura nostra o per una giornata storta sua. Penso che sia un valore aggiunto del Venezia che già come organico penso sia un ottimo organico, farà un campionato sicuramente di vertice, secondo me. Ecco, ritornerà quindi? Così. Sì. Quindi sei contento, Pierfrancesco? Di stazza assomiglia a te, ce lo conferma Rosini, è un attaccante davvero che può fare la differenza in questa categoria, ma ce ne sono tanti giocatori esperti. Parlavamo di Morga, c'è Godias, c'è lo stesso Ferrari del Castiglione, che sono giocatori che in questa categoria secondo me non c'entrano nulla, no? Sei d'accordo? Assolutamente sì, il problema a volte per i giocatori di alta categoria è riuscire ad ambientarsi in una categoria inferiore. Ecco, infatti proprio per questo chiedevo a Rosini di Godias, perché tutti si aspettavano che in seconda avrebbe fatto faville subito, invece sta trovando forse qualche difficoltà perché non è sempre semplice ambientarsi. Tra l'altro un altro giocatore, Godias, che come Bernacci ha segnato in ogni categoria, dalla A alla C2, sono dei giocatori davvero di valore aggiunto. Come diceva giustamente per Francesco, non sempre riescono ad adattarsi benissimo in una categoria nuova. Sono d'accordo. Ecco, vorrei, senza anticipare troppo il Bellaria, insomma, lui parlava di Bernacci, in effetti ha segnato pochissimo, però l'importanza sua per il Bellaria direi che è fondamentale. Concordo con questa tua analisi, però possiamo tranquillizzare adesso gli spettatori a casa, dormite tranquilli, avete saputo da Rossini come Godias, stasera siete a posto, no? Quindi... Però possiamo chiedere un'altra cosa a Rosini. Prego, sei di casa ma quando in estate si sceglie un giocatore appunto come Taddei e come portarsi a casa Ibrahimovic, cioè lui dominatore dalla scena, se non c'è lui manca qualcosa oppure no? No, non penso. Penso che la
la squadra sia stata costruita ottimamente dai dirigenti, e Riccardo è stata la cosiddetta ciliegina sulla torta, perché è un giocatore di alta categoria sicuramente, e quando rientrerà lo farà notare che sicuramente può fare la differenza. Roberto, scusa, una domanda sulla partita di ieri. Vai. È mancato solo il gol, forse? Perché... Se non lo prendevamo era meglio, per quanto io penso sempre da difensore, perché se non prendi il gol minimo pareggi. In questo caso Morgan aveva fatto gol, se non lo prendevamo vincevamo 1-0. Chiaro che il rammarico c'è di non aver fatto il secondo, però i gol verranno. Ecco, io chiedo un attimo alla regia di rimandare in onda le azioni di Rimini-Venezia. Intanto andiamo a parlare un attimino con Roberto, ne approfittiamo della sua presenza qui stasera, per quello che è successo in settimana. Un argomento delicato che ha visto coinvolti appunto i tifosi biancorossi, che della società si sono sentiti un po' dire: ragazzi, quest'anno sì, è vero, è il centenario, però soldi ce ne sono pochi, occorrerà schierare in campo tantissimi giovani. Ecco, dai media, dalle testate nazionali, il Rimini era vista come una squadra protagonista in questo girone. Tu che ne fai parte, ti senti un po' in una posizione scomoda a vederla in questo momento tra gli ultimi posti della seconda divisione girone A? Beh, la posizione scomoda magari per quanto riguarda la classifica, ma io che sono dentro capisco appieno il potenziale che abbiamo, dove possiamo arrivare, e quindi sono abbastanza tranquillo sotto quel punto di vista. Per quanto riguarda le affermazioni che ha fatto il Presidente, quelle sono questioni economiche di cui non mi riguarda parlare, quindi non voglio neanche esprimermi più di tanto. Sì, capisco bene la situazione, infatti cerchiamo un po' di parlare questa volta con Pierfrancesco. Approfondiamo questo discorso, Pierfrancesco. Il Rimini che è costretto a inseguire gli altri. Da giornalista di Rimini ti aspettavi questa, chiamiamola così, tra virgolette, rincorsa della squadra biancorossa? Perché dico questo? Perché i tifosi si stanno facendo sentire in questo momento, si aspettavano tutti di più, invece la squadra è lì. Attenzione, non la stiamo criticando, stiamo facendo delle considerazioni alla 9ª giornata di campionato. Siamo solo nel mese di ottobre, il campionato, ricordiamo, finisce a maggio e molte volte si decide a primavera. A te la parola. Guarda, io credo che il destino di questa squadra sia sicuramente un po' particolare se andiamo a ripercorrere anche gli ultimi anni. Per tantissimo questa squadra ha inseguito la categoria superiore, che probabilmente avrebbe meritato, e tanto ci ha messo per acquisirlo. Poi il miracolo di Acori, no, che ha portato la squadra la traghettata dalla C2 alla Serie B meravigliosamente. Poi di nuovo questa realtà così un po' spiacevole per i tantissimi affezionati tifosi biancorossi, e sicuramente non è semplice, perché questa è una piazza che si attende sempre molto, una piazza che dovrebbe sempre stare molto in alto, Una piazza esigente. una piazza molto esigente. Quando ti trovi a lottare in seconda divisione, e non è facile, perché anche Roberto può confermare, quando si gioca un campionato non è mai facile, nemmeno se si ha un organico importante. Certo, certo. Sicuramente non è semplice, tanto meno è semplice se poi il Presidente se ne esce con dichiarazioni di questo tipo, come abbiamo sentito in questi giorni. Sono state dichiarazioni importanti, forti, chiaramente Amati chiede aiuto anche alla città. Il tifoso vero, secondo me, in questo momento deve capire il momento delicato che stanno vivendo un po' tantissime società, soprattutto quelle che si trovano a non giocare né in Serie A né in Serie B. Anzi, a dire il vero, ci sarebbe anche qualche società che milita in Serie B, che non è regolarmente iscritta, non si sa come sia ancora lì. Però chiudiamo subito la polemica, siamo vicini ai colori biancorossi in questa situazione difficile, però come dicevo prima Roberto, il campionato non finisce a ottobre, tranquillizziamo i tifosi del Rimini, finisce a maggio, c'è tanto tempo per recuperare, guardando anche la classifica, il Rimini è lì. Allora io ti anticipo un attimo una domanda. Domenica siete a Sant'Arcangelo, derby sentito, so che i tifosi si stanno già muovendo, sono già in fermento, quindi che partita ti aspetta a Sant'Arcangelo, sapendo che appunto ieri i Clementini hanno vinto per 2-1 e voi venite dal pareggio interno contro i Venezia? Sì, veniamo da una serie di derby con Sant'Arcangelo non positiva, e sicuramente, come tutte le partite che abbiamo svolto fino adesso, ce la metteremo tutta,
perché sia durante la settimana che soprattutto la domenica noi giocatori ci mettiamo l'anima. E purtroppo i risultati per adesso non sono venuti, anzi sicuramente per colpa nostra, e domenica il derby con Sant'Arcangelo ci metteremo se non il 100, il 110% delle nostre forze per portare a casa i 3 punti. E soprattutto per tornare a vincere, per l'appunto, come ricordavi tu, a Sant'Arcangelo, perché nelle ultime 2 edizioni il Rimini ha prima perso 4-0 e poi 3-0. Insomma, andate a cercare anche un riscatto che porterebbe gioia ai tifosi biancorossi. Sì. Speriamo di renderli felici, come speriamo di renderci felici soprattutto. Avviso già i tantissimi amici di Sant'Arcangelo, fra poco parleremo di Sant'Arcangelo, tantissimi servizi, quindi state tranquilli perché diamo spazio a tutti, quindi ci sarà il Forlì, Sant'Arcangelo, il Bellaria e poi c'è anche una piccola sorpresa che non vi anticipo. Se Dio vuole dalla prossima settimana ci sarà anche un gioco, metteremo in paio un pallone, poi vediamo di chi lo firmerà. Senti Luca, campionato lo dicevamo prima, difficile, fra poco ripeto parleremo del Sant'Arcangelo. Il Rimini in questo momento a tuo modo di vedere dove deve migliorare? Partiamo dal portiere, difesa, centrocampo o attacco. In poche parole, se tu dovessi essere uomo di mercato del Rimini, dove vai a intervenire in questa fase della stagione? Beh, con Rimini attuale di mercato mi sa che non si può parlare, visto che insomma la situazione economica non è delle migliori, quindi di mercato in entrata è meglio non parlare. Io penso comunque, adesso a parte gli scherzi, che il Rimini abbia una squadra già competitiva in ogni zona del campo. Un grandissimo portiere come Scotti, che è uno dei più forti di questa categoria, una difesa giovane che comunque si sa esprimere bene, adesso non perché abbiamo qui Rosini che dobbiamo difendere la difesa, centrocampo pure, l'attacco come abbiamo detto prima ci sono 2 ciliegine sulla torta, sicuramente Taddei che quando rientrerà dall'infortunio darà sicuramente un grande apporto a questa squadra, e l'altro è Morga che reduce da 3 gol consecutivi, 2 a Casale e 1 ieri col Venezia. Penso che il Rimini poi abbia altri giocatori importanti, quindi non mi sento di dover consigliare su acquisti o cose di questo genere. Penso che più che altro i giocatori debbano acquisire un po' di fiducia, perché le potenzialità per fare bene ci sono, mancano solo un po', come abbiamo detto anche prima, i risultati arriveranno e poi i Rimini tornerà nelle posizioni che gli competono. E qui faccio una domanda scomoda a Pierfrancesco. Dai tempi della Serie C1, io la chiamo ancora così perché odio il termine prima divisione e seconda divisione, passatemi per appunto questo termine, C1 e C2 chiamiamola così, dai tempi della C1 il Rimini sta cercando un attaccante in grado di fare la differenza. Quest'anno finalmente trova un attaccante che fa la differenza e viene a mancare qualcosa negli altri reparti. Insomma ti chiedo, per rendere completa questa squadra cosa bisogna fare? Bisogna rivolgersi all'Ave Maria? Ma insomma, ecco, No, dico questo perché so che tu ogni domenica suoni in tutte le chiese, tra l'altro hai fatto un ultimo LP che si chiama Ave Maria, per chi lo volesse comprare lo trova nei migliori supermercati di zona a 5 euro, quindi donate il vostro 5% per Pierfrancesco Grossi che ce l'abbiamo qui stasera, che tra l'altro nella sigla è stupendo, quel vincerò, è lasciato il nostro Luca a bocca aperta, insomma, no? Sì, sicuramente. Se vuoi dedicare anche un vincerò ai tifosi del Rimini, la telecamera è lì. Beh, insomma, qualche sorpresa dovremmo riservarla per il futuro. Ecco, sapevo che lo diceva, questo mi preoccupa, questo sono molto preoccupato questa sera, vi dico subito che sono preoccupato. Rossini si sarà spaventato, è capitato in una gabbia di matti, permetteteci di essere matti, insomma. Pier. No, invece no, seriamente io volevo dire che ci siamo dimenticati di citare un grande allenatore che secondo me è D'Angelo. Magari possiamo chiedere anche a Roberto, no, quanto è importante questo tecnico, anche dal punto di vista caratteriale, di carica psicologica. Ma penso che poi per un difensore come me sia ancora più importante, in quanto ha fatto un'ottima carriera da giocatore, da difensore, quindi non può che essere utile per un difensore giovane come me e i miei compagni di reparto.
Guarda che D'Angelo menava parecchio, io gli ho ricordato le 2 stagioni che è stata a Castel di Sangro dalle mie parti e ti assicuro che menava parecchio, però ha fatto anche 3 gol che sono valsi la salvezza, quindi come ha fatto un miracolo il Castel di Sangro quell'anno in Serie B lo potete fare anche voi, con la rincorsa in questo campionato. Il calcio è strano, il calcio è pazzo, è imprevedibile, quindi nulla è scontato. Ecco, sicuramente credo uno che non manca di dare il supporto proprio da un punto di vista di carica psicologica. Insomma, no, caratterialmente per come è fatto lui ci spinge sempre a dare il massimo e ci trasmette quello che ha dentro e poi dobbiamo essere bravi noi a cogliere quello che ci insegna, però sotto quel punto di vista sicuramente siamo carichi a palla tutte le domeniche. Infatti nella sigla noi volevamo dire per appunto che volevamo l'arrabbiatura di D'Angelo, abbiamo evitato di dirlo e quindi ci siamo attaccati al cuore e alla grinta di Luca. Luca, sappiamo che D'Angelo è stato criticato qualche settimana fa anche dai tifosi biancorossi, però in verità ricordiamo un attimo il palmarès di D'Angelo. Ha fatto bene nelle giovanili, ha vinto il campionato di Serie D, anche se qualcuno dice vabbè tramite gli spareggi, però di fronte c'era un grande Sant'Arcangelo, occorre dire perché i dati e i fatti sono questi. Una freccia lanciamola pure a questo allenatore. Per me l'anno scorso si è giocato i playoff con il Rimini, quest'anno è partito con una squadra con tanti giovani dove lo stesso Amati qualche giorno fa ha rivelato per l'appunto che bisogna puntare sui giovani. Meglio penso che D'Angelo non potesse farlo, insomma. No, penso che D'Angelo abbia fatto un grande lavoro in questi anni. Non mi sento assolutamente di criticare, sono d'accordo con voi, un giocatore comunque che conosce, pur non essendo riminese, conosce bene l'ambiente perché ha giocato qua diversi anni, è stato uno delle bandiere, se così vogliamo, dei colori biancorossi nella difesa e nella carriera di allenatore ha cominciato bene. Con una promozione, è vero, arrivata attraverso i playoff, è vero che è stata una promozione lunga, sofferta, giocata a 40 gradi alterni, una promozione davvero difficile, in una realtà appunto difficile. Basti pensare che ci sono squadre che ancora in quel girone ci sono, come l'Ancona, il Teramo è stato promosso l'anno scorso, insomma comunque sia un girone molto molto difficile. La Serie D di adesso è una Serie D molto molto tosta. Il Rimini è riuscito a trovare subito la promozione. Penso, come hai detto tu prima bene, l'anno scorso il Rimini ha fatto una stagione super, forse i playoff sono stati un premio davvero grande, no? Quest'anno invece c'è stata un po' un'inversione di tendenza, soprattutto con l'arrivo e con gli acquisti fatti dal presidente, dal direttore sportivo. Sembrava un Rimini destinato appunto ad essere una delle ammazzacampionate, invece l'avvio è stato un po' deludente, però l'allenatore chiaramente avrà le sue responsabilità come i giocatori, però in questo momento non è il caso. Insomma, come ha detto anche Pierfrancesco, insomma, un allenatore che ci mette il cuore, la passione e tanta grinta, che è fondamentale. Concordo con te, ovviamente facciamo gli in bocca al lupo sia al presidente Amati che all'allenatore D'Angelo. Allora, avevamo detto prima che abbiamo anche molto da parlare del Sant'Arcangelo. Prima di passare al Sant'Arcangelo, tieniti pronta qui vicino a me perché ci leggi proprio gli ultimi 2 SMS che sono arrivati. Uno che arriva un complimento per
magari proprio con Acori, chi lo sa. Personalmente l'ho conosciuto, è un ragazzo, io dico sempre a lui, c'è un ragazzo in gamba pieno di idee, però c'è da dire una cosa, tu quando parli nel servizio urli talmente tanto che in trasmissione però non fai la stessa cosa, eh? Mi sono avvicinato adesso a te per sentire cosa dicevi, no, a parte gli scherzi, complimenti per il servizio, ricordiamo abbiamo lavorato tutt'oggi per potervi dare questo prodotto, credo che stiamo facendo un buon lavoro, adesso mi faccio i complimenti da solo, della serie, bravo Daniele, bravo. Senti Luca, io so che abbiamo la tua pagella, però prima di mandare la pagella mandiamo le interviste proprio realizzate da te ieri nel dopogara di Luca Filippi, si sentiva sottofondo la campana Din Don Dan, pensavamo che avessero suonato qui il vicino di casa nuovamente, che fosse venuto qui a dirci oh, cosa state facendo, però ci sta. Senti, quando parla Leo Acori tocca prendersi una sede perché non la finisce più, Grande Leo. Ho visto che 3 ore di chiacchiere, gli dai un attimino di confidenza, tac, e non la finisce più. Però vi siete divertiti con lui, penso che un personaggio così, come si diceva anche in Serie A con Mourinho, possa essere insomma il pane per noi giornalisti. Sì, no? Sicuramente, e non dimentichiamo i meriti di Acori per tutte le stagioni passate proprio qua a Rimini. Ha regalato tantissime emozioni a tutti i tifosi biancorossi e la speranza è che le regali anche a quelli biancazzurri, che sono ancora molto legati a Mario Petrone, però devono capire i tifosi biancazzurri, quei pochi che ci sono. Ecco, domani mattina tu non esci più di casa, dopo che ho detto anche questo, domani mattina tu non esci più di casa. Devono capire che con Leo Acori sono in buonissime mani. Ecco, buonissime mani. Ma guarda, io se posso intervenire sì. ti dirò che... Ti vuoi dire che non sono avrei... nelle mani di Pretelli, vero? Dopo ieri? No, ti dico che io non avrei mai cambiato in panchina perché, sì. perché Petrone sono sicuro avrebbe fatto molto bene anche quest'anno. Era un personaggio. Sì, assolutamente. Era un personaggio particolare e ho avuto modo di intervistarlo più di una volta, però... Sì, però allo stesso tempo credo che Acori farà molto bene con l'esperienza che ha, con l'entusiasmo che ci sta mettendo, anche con questo nuovo modulo che sta impostando, che ieri obiettivamente non ha girato granché, però insomma potrà dare, chissà, frutti anche significativi poi in futuro. Prima di passare alle pagelle, un attimo volevo sapere anche da Roberto, stai giocando in seconda divisione quest'anno con i Rimini, ovviamente è una grandissima squadra, ma quando vedi anche il San Marino hai un po' di rabbia dentro di te e pensi magari in Serie C1, ripeto la chiamo così perché odio il termine prima divisione, potevo starci anch'io? Sì, comunque 2 anni fa anch'io ho svolto il campionato esatto. di prima divisione, però di sicuro non ho il rammarico di aver scelto Rimini come destinazione di questi 2 ultimi anni, perché comunque è una realtà molto, molto importante della seconda divisione e spero presto nella prima. Ecco, andiamo a vedere adesso le pagelle del nostro Luca Filippi riguardante la partita, quando sei pronto Renzo, eccole qui, parecchie botte anche qua. Ecco, qui stasera, domani non uscirò nemmeno più io di casa, vai. Vivan 5,5, sorpreso sul cross pazzo di Potenza, ricordiamo appunto il gol che ha subito, insomma è stato bravo anche nel primo tempo, ha fatto degli interventi dove si è fatto trovare pronto, poi però nel gol è apparso un po' troppo sorpreso, aveva avuto anche il preavviso. Pelagatti 6, senza infamia e senza lode, però è stato anche bravo a salvare sul tiro proprio deviato da Vivan nel primo tempo, è stato bravo a salvare sulla riga, anche se forse la palla non sarebbe entrata in rete. Pacciardi 6,5, Rozzoso anche da difensore centrale ha fatto una grande partita, soprattutto di testa ha fatto valere i suoi centimetri e la sua grinta. Ferrero 5,5, bruciato da Ferretti e poi appunto da quella percussione dell'attaccante è arrivato il 2-0 del Carpi. Crivello 5 in difficoltà sulla fascia di competenza, ha fatto molta fatica anche a spingere, non c'è riuscito. Poi abbiamo Dumbia 5,5, ma incisivo, si divora il pari di testa, una delle poche occasioni che ha avuto San Marino portano il suo nome, però ha giocato un po' troppo centrato ieri, quindi ha fatto un po' fatica. Lunardini 5, una giornata completamente da cancellare, sappiamo benissimo il valore di Lunardini, però
non è riuscito a costruire trame importanti. Poletti 5,5, stesso discorso di Doumbia, poco incisivo. Poi abbiamo Mella 6, è cresciuto molto nella ripresa, non è riuscito però a finalizzare le occasioni, diciamo, che portano il suo nome. Coda 5,5, si è sbattuto tanto ma non è mai riuscito a trovare il pertugio adatto. Una delle poche occasioni porta anche qui il suo nome nel primo tempo alla punizione che è scesa sull'esterno. Casolla 5, forse uno dei più deludenti, è stato completamente assente dal gioco. Poi abbiamo Acori 5. Onestamente io non ho capito che sarò sicuramente un incompetente, ma non sono riuscito a vedere in campo il tridente, quindi il 4-3-3, quindi o sono completamente incompetente io o devi andare alla ripetizione della tua maestra elementare. No, devo andare da Acori forse. Sì, 5 anche a lui, e anche gli esterni hanno spinto un po' poco ieri. Perfetto, ti mancava solo il cartellino giallo e il cartellino rosso, eravamo a posto. Allora, noi prima di chiudere andiamo a leggere un SMS che è arrivato circa 2 minuti fa. Leggilo pure, Linda. Allora, ci scrive Stefano da Pianoro. Dice: vi volevo fare i complimenti per la trasmissione. Sì. Finalmente qualcuno che parla della Lega Pro e delle altre serie. Sono un tifoso del Sant'Arcangelo perché ci ho abitato 18 anni. Mi potete aiutare? Sto cercando un negozio per comprare una maglietta del derby. Sì, qui ti aiuto io. Per il Sant'Arcangelo vai sul sito santarcangelocalcio.net, lì c'è la pagina marketing dove puoi comprare appunto la maglietta del Sant'Arcangelo. Allora, dopo... Perdonami, possiamo spendere appena 10 secondi, visto che abbiamo ospite qui Roberto Rosini, così per ricordare anche per ricordare per un attimo anche il momento strepitoso del Ravenna. Lui è un ex del Ravenna che, seppur in promozione, sta facendo bene, primo in classifica, sta risalendo. Guarda, sono sicuro che lui preferiva leggere Topolino. Dopo questo intervento, però ci sta il tuo intervento, vuoi rispondere? Non so, se tu vuoi rispondere, no, guarda, puoi calcolarlo. No, semplicemente ho piacere che Ravenna sia un buon momento, perché c'è passato un anno molto bello, sono legato alla città, niente, mi fa piacere. Perfetto, grazie, sei stato anche troppo gentile a rispondere. Sei contento? Sì, sei contento. Allora, io vado a ringraziare subito il nostro Luca Filippi. Grazie Luca di essere voi stato anche con per noi. la pazienza. Grazie Roberto, ovviamente, alla società di Minicalcio per averti mandato qui da noi in una gabbia di matti, come avete potuto vedere. Grazie al nostro Pierfrancesco Grossi. Dimmi vincerò, lo dico io. No. E ovviamente permettetemi di chiudere con un complimento. So che in TV non si dovrebbe dire, però io lo dico lo stesso. Noi abbiamo voluto con una bella presenza femminile, abbiamo scelto Linda, si chiama Linda e io la soprannomino Topa Linda. Quindi grazie Linda di essere stata qui con noi. Stasera sicuramente di calcio avrai approfondito la tua cultura, non ci avrei capito niente, però va bene così. Quando ci rivedremo noi? Quando diamo appuntamento ai nostri spettatori? Lunedì prossimo. A che ora? Alle 20:30. Ciao a tutti, belli e brutti come direbbe UEA.